Sondaggio shock nella chat di classe, gli studenti sconvolti, increduli per quanto è accaduto. Sospese dopo una settimana le ricerche del Parapenio in Valle San Floriano, il giallo resta in sospeso. Un campo di mais devastato, migliaia di piante azzerate, il proprietario denuncia. 4 lupi a spasso fra le case nelle campagne di Rozzo, il sindaco chiede gli abbattimenti. Conto alla rovescia per la riapertura del sacrario dell'Aitana ad Asiago, poi via il maxi restauro. Un monumento per ricordare gli arditi nei luoghi della Grande Guerra sul Monte Grappa. Un parco giochi dedicato alla memoria di Sami Basso è stato inaugurato alla presenza di genitori. Armigeri in marcia da Angarano fino al castello, Bassano riscopre la passione per il Medioevo. Pienone in piazza Carmignano che ha ospitato la 4ª edizione della Giornata della Salute. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con la notizia di questi giorni, ovvero l'ormai celebre chat scioccante in un gruppo di classi di una scuola del Bassanese. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i giovani, ecco cosa ci hanno risposto. Scuole superiori del Bassanese in subbuglio dopo la notizia del sondaggio shock che per primi abbiamo divulgato, balzata agli onori della cronaca nazionale. Intanto studentesse e studenti che abbiamo ascoltato hanno sottolineato la gravità dell'azione commessa dall'autore che, lo ricordiamo, ha realizzato una lettera di scuse per quanto scritto e poi rimosso, ponendo l'accento sul peso delle parole, soprattutto quando vengono scritte online, e sono molto toccati dal fatto che siano state tirate in ballo 3 giovani donne vittime di femminicidio. Ogni donna ha i propri diritti come l'uomo e merita specialmente la vita. Anche perché, tra l'altro, una delle 3 vittime di femminicidio, Giulia Cecchettina, aveva pochi anni più di voi. Esattamente, non aveva fatto nulla di male, era solo una studentessa che viveva la sua vita, aveva delle amicizie e una famiglia. Non è giusta e dovrebbero anzi portare avanti la parola e non fare queste cose orribili al mondo d'oggi. Non pensavo fossimo arrivati a sto punto e spero che comunque si diano una svegliata, perché non è possibile continuare così, devono capire che queste cose hanno peso e che comunque non vanno bene. Avevano praticamente la nostra età, avevano letteralmente una vita davanti. Non ha senso fare questo sondaggio qua per chiedere chi meritava di morire, perché ognuno merita una vita, ognuno si deve fare una vita, ognuno deve fare quel che sogna di fare. È una roba che non arriva, è talmente sbagliata che non riesco neanche a capire perché gli sia venuta in mente questa roba, sinceramente. È stato fatto sicuramente con sciocchezza, senza pensarci, però non è giustificabile dire che è giovane e quindi va bene. Non puoi pensare di chi merita di morire più, cioè è un qualcosa a cui uno non riesce a pensare, è proprio, va contro l'umanità di per sé. Ogni vita è importante, quindi non è che bisogna decidere tra quale vita sia meglio, ma assolutamente sono 3 ragazze che dovevano vivere e non c'è alcuna motivazione, alcuna scusante a quello che è successo. E in queste ore sta circolando una lettera che un comitato studentesco intende spedire al preside. Egregio signor Preside, siamo profondamente turbati perché, al di là dello sconcerto e dell'indignazione che tale gesto ha suscitato in tutta la comunità studentesca e non solo, non è seguito alcun intervento né alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'istituto. Questa carenza di risposte ha generato in noi una sorta di silenzio rumoroso. Il mancato chiarimento e la mancanza di un dibattito aperto sul tema della violenza e del rispetto reciproco ci hanno lasciato in una condizione di disagio e di insicurezza ormai non più tollerabili. E quanto si legge in un comunicato divulgato all'interno di un istituto superiore bassanese in nome e per conto della comunità studentesca, dopo il sondaggio shock in cui si chiedeva chi tra 3 giovani vittime di femminicidio meritasse di morire. Il gruppo chiede ai ragazzi e alle ragazze un supporto con una firma affinché l'istituzione scolastica non si limiti a registrare l'accaduto, ma, scrivono, ne faccia occasione di riflessione e di crescita. Sosteniamo, proseguono, che un intervento educativo più che
puramente punitivo sia fondamentale per rafforzare quel clima di fiducia e di inclusione che ogni comunità scolastica dovrebbe garantire, e comunicano la ferma volontà di collaborare con il dirigente e i docenti per costruire insieme un ambiente più sicuro, rispettoso e consapevole. Un messaggio chiaro, quello inviato da questo gruppo di ragazze e ragazzi al loro dirigente, che dovrebbe essere già stato fatto proprio, appena appresa la vicenda, da tutti i dirigenti scolastici delle superiori, a prescindere dal coinvolgimento diretto di un singolo istituto, cogliendo così da un errore l'occasione vera di crescita e aiuto. Cambiamo decisamente argomento. Sono state sospese le ricerche del parapendio, la cui caduta era stata segnalata a Marostica. Sono state sospese dopo quasi una settimana le ricerche del parapendio, la cui caduta era stata segnalata a Marostica nella giornata di domenica. Le ricerche dei vigili del fuoco si sono concentrate in un'area di una trentina di ettari di bosco nella zona di Valle San Floriano, dove era stata segnalata appunto la caduta di una vela con tanto di descrizione molto dettagliata dell'evento. Gli esperti avevano calcolato che il parapendio in quelle condizioni avrebbe potuto piombare a terra con una velocità di 10 metri al secondo, tale da causare gravi traumi al pilota. Per giorni i pompieri con unità cinofile, droni e pure elicotteri hanno passato al setaccio tutta l'area, aprendosi varchi fra le vegetazioni, e sono scesi pure in cordata nelle gole che segnano quella costa che volge all'altopiano. Ma non è stato trovato nulla. Nei giorni scorsi si era sparsa pure la voce di una denuncia di scomparsa arrivata dalla Germania, però non sono stati trovati riscontri e così alla fine il campo base è stato smontato e le squadre sono tornate alla base. E resta il mistero anche sull'autore di un vandalismo messo a segno nei confronti di un agricoltore. Il grano turco cresce nel campo della famiglia Trento a Tezze sul Brenta, ma non tutto quello che era stato seminato. Dei 16.000 metri quadri di questo appezzamento, una parte non potrà essere raccolta a causa del passaggio di un mezzo pesante. Qui c'è stato un atto vandalico che ha interessato la capezzagna dell'appezzamento. In pratica sono state calpestate le file di mais della testata per tutta la lunghezza del fronte del terreno, quindi per i 150 metri e per una larghezza di circa 2 metri. Le tracce del passaggio sono ancora evidenti e non ci sono in fondo al podere segni di manovra di inversione. Appena ho visto il danno ho pensato si trattasse di un mezzo agricolo, ho visto anche la stagione e l'avvicendamento dei mezzi che girano nelle campagne. Dopo però da un'analisi più attenta, insomma, si vede chiaramente che si tratta di un mezzo pesante. I rapporti col proprietario del fondo confinante sono ottimi e non è chiaro chi e perché possa aver agito in questo modo, spezzando la vita di centinaia di piante. Io ho fatto una denuncia contro ignoti perché questo danno, questo atto vandalico è stato fatto in 2 step, cioè in 2 volte, forse anche 3. E quindi ho escluso, alla seconda volta ho escluso subito l'errore oppure anche la goliardata magari di qualche ragazzo, anche perché stiamo parlando di un mezzo pesante. Il brutto è venire qui e vedere la cultura, diciamo, nel massimo del vigore danneggiata. Vi racconteremo come andrà a finire, però anche voi potete segnalarci vandalismi, degrado, situazioni che non vanno bene mandando un WhatsApp con foto o video possibilmente orizzontali al 340 321 8379 o una mail a redazione @reteveneta.it. Come sempre la porteremo all'attenzione di chi di dovere, poi verificheremo e vedremo come sempre come andrà a finire. E arriva un'altra segnalazione, stavolta sui lupi dall'altopiano. L'Europa li declassa abbassandoli allo status di specie protetta. La gente li teme, gli allevatori ne hanno il terrore, eppure il turismo comincia a guardarli con uno sguardo piuttosto negativo. Eppure i lupi se ne vanno ancora in giro indisturbati dall'altopiano di 7 comuni fino alla pianura sottostante, predando capi di bestiame e animali domestici. L'ultimo avvistamento è di qualche ora fa e riguarda addirittura 4 esemplari che sono stati ripresi dal cellulare di un automobilista nei campi e fra le case di Rozzo. Nel paese dell'altopiano, celebre per la coltivazione delle patate, serpeggia ora la paura, perché sono tanti gli abitanti che si devono recare nei loro appezzamenti. Ancora una volta il sindaco Lucio Spagnolo ci mette la faccia e interpreta il sentimento dei suoi concittadini. Beh, non è certo una sorpresa vedere lupi che si aggirano tra le nostre case e vicino ai nostri paesi e adesso anche nella nostra campagna di Rozzo, che è in questo momento vissuta da tutti gli agricoltori per la coltivazione della patata. La posizione del sindaco di Rozzo, che di recente si è recato a Roma per portare all'attenzione del Ministero il problema dei lupi, è piuttosto chiara e raccoglie quel che chiede l'altopiano.
Non possiamo certo dire di essere contenti di questo, anzi diciamo tutta la nostra preoccupazione e ribadiamo quanto abbiamo già detto nel recente passato. Se i lupi sono troppi, se le predazioni sono troppe, e questi sono i dati che abbiamo alla mano, è arrivato il momento di eliminare i capi in eccesso in maniera tale da ricostituire l'equilibrio. Nessuno di noi in montagna è per la morte del lupo, nessuno è contro la specie, cerchiamo solo di vedere biologicamente quanti capi possono vivere in un territorio come il nostro e di lasciarli vivere tranquillamente e di avere altrettanto vita tranquilla per la nostra terra, per la nostra gente, per i nostri agricoltori, per i nostri allevatori e in definitiva anche per il nostro turismo. E nonostante i lupi si rinnova la tradizione antica della transumanza, oggi sono passate per Bassano, per la zona di Angarano, dirette verso il Grappa, più di 900 pecore di un enorme gregge che passerà la bella stagione in altura. I loro campanacci hanno portato insomma, una colonna sonora un po' diversa dal solito anche nei quartieri di Bassano. Qualcuno ha dovuto aspettare qualche minuto per il transito di tutti questi animali. C'erano anche degli asini, le capre che vengono portate poi assieme alle pecore in alpeggio. Poi quando sarà il momento torneranno, dicevamo, come sempre, e nonostante i lupi. Saliamo dall'altra parte rispetto alla Brenta perché arrivano notizie molto importanti da Asiago. La sezione Monte Ortigara, la sezione che nella città di Asiago ha il suo simbolo in quell'aiten, in quel sacrario che finalmente sembra venga restituito al civico culto. Finalmente, dopo essere stato tanto reclamato, ritorna a noi. Lo avevano anticipato gli alpini durante la Dunata nazionale di Biella solo qualche giorno fa, con la voce dello speaker ufficiale delle Penne Nere, quella del Veneto Nicola Stefani. Il Leiten riapre al pubblico, poi finalmente arriverà quel grande restauro più volte dato per imminente e poi mai avviato. Lo conferma il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, con un annuncio che tanti aspettavano. Il 28 maggio noi inaugureremo i lavori che sono stati fatti per rendere provvisoriamente accessibile il sacrario militare. L'esercito ha investito 150.000 euro per poter rendere accessibile e mettere in sicurezza le parti aperte al pubblico. Contestualmente verranno presentati anche i lavori di quel grande cantiere di ristrutturazione per i quali siamo in attesa da anni dell'avvio. C'è grande attesa in tutto l'altopiano per questo importante cambio di passo del quale si parlava da anni ma che sembrava non dover mai arrivare. Siamo molto contenti perché questa operazione, diciamo così, è stata indotta da noi amministratori, dai comuni, ma soprattutto dalle associazioni d'Arma, in particolar modo gli alpini, che ringrazio perché hanno fatto sentire la loro voce in modo importante, in modo tale anche da sensibilizzare le autorità militari verso questo importante investimento che si appresta a diventare una realtà. E diventerà realtà un altro monumento dedicato alla memoria degli Arditi sul Grappa. Non c'è un metro quadrato del Monte Grappa che non racconti una storia di guerra, di eroismo, di battaglie. Là dove le ondate austro-ungariche si infransero sull'estremo baluardo italiano prima di Bassano e della pianura, la terra stessa è intrisa di storia. Passeggiando in quel mare di pascoli e boschi capita spesso di trovarsi di fronte a un monumento che ricorda un evento bellico o un ex cimitero e ancora oggi emergono i resti di chi diede la vita per la patria più di 100 anni fa. C'è addirittura un posto chiamato Col dei Cimiteri per l'enorme numero di resti che per decenni vennero ritrovati in quella sella fra l'Asolone e la dorsale del Grappa. Lì la Federazione degli Arditi pose un palo per l'alzabandiera in memoria delle gesta di quelle che vengono riconosciute come le prime forze speciali della storia. Ne nacque però un contenzioso con un'amministrazione comunale e il palo non venne più usato. Poi qualcosa è cambiato. Il comune di Povere Grappa abbiamo deciso di fare un nuovo monumento e così appendere la nostra bella bandiera nera ardita che è sempre stata nella storia prima del fascismo, ricordiamolo questo, perché tutti pensano che quella bandiera nera sia fascismo. Il fascismo è nato dopo questa storia, perché nel 17 il fascismo nessuno sapeva cos'era.
Il progetto è stato approvato a tutti i livelli e finalmente i lavori sono quasi stati completati. Noi abbiamo portato avanti le nostre carte, la nostra tesi l'abbiamo mandata fino a Verona, i beni ambientali, e da lì il 15 giugno riusciremo a eredere questo bel monumento agli Arditi. Per Bertoncello questo progetto ha anche un valore in più, dato che parla della sua famiglia. 100 anni dopo ritorniamo nella storia e a me piace ricordare in questa storia mio nonno Angelo Fiorese che lì ha preso una medaglia di bronzo da vivo, non da morto. L'inaugurazione si terrà subito dopo le celebrazioni al Col Moschin e a Col della Berretta in un fine settimana dedicato alla memoria. E 5 amici saliranno a Cima Grappa partendo dal Santo a Padova per una preghiera per la pace. La passione per lo sport e la condivisione di valori comuni mette insieme 5 amici per un unico obiettivo condensato nel testo di una preghiera che partirà con loro dalla Basilica del Santo a Padova la sera di venerdì 23 maggio e arriverà la mattina dopo al Sacello di Cima Grappa. Una preghiera che parla di guerre non solo tra paesi e nazioni, ma anche guerre che ognuno di noi porta nel cuore. Quindi un messaggio di pace da portare al Sacello. La preghiera arriverà in cima al Monte Sacro alla Patria proprio nel 110° anniversario dell'inizio della Grande Guerra e questo aggiunge valore alla prestazione sportiva. Non solo correre, ma portare un messaggio praticamente. Tra la tomba di Antonio e le tombe dei soldati caduti ci sono una 70ina di chilometri. Facciamo la strada al Musone dei Sassi, il sentiero che porta fino a San Zenone, e da San Zenone andiamo su per la Valle San Liberale e dopo là ci sono altri 10 chilometri circa con 1000 metri di livello di salita, ecco, praticamente. Il gruppo di 5 podisti, che comprende anche Denis Alessi e Amedeo Zurlo, si allena regolarmente assieme facendo una 30ina di chilometri ogni sabato lungo i sentieri. 2 di loro sono di San Zenone, gli altri di Treviso, Onara e Cittadella. Durante le corse qui sul massiccio ho incontrato per la prima volta Emanuele e con lui abbiamo deciso di fare il brevetto del Monte Grappa l'anno scorso. E poi ho conosciuto anche Stefano e adesso siamo, diciamo, un trio, ecco. La corsa per la pace sarà documentata in tempo reale sui profili social La Pecora Nera. In provincia di Treviso c'è un parco dedicato alla memoria di Sammy Basso, all'inaugurazione c'era anche la mamma. Una grandissima emozione, anche perché so che è partita da loro, quando gli hanno chiesto a chi dedicare questo vostro spazio e loro hanno detto in coro Sammy. E per me è molto importante. Loro così giovani però hanno già capito la persona che è Sammy, quanto ha dato, lo spirito e tutto l'impegno che ha messo nella sua vita. Un parco giochi ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore, il primo dedicato a Sammy Basso. A lui, che amava divertirsi, amava stare tra la gente. A volerlo sono stati proprio loro, i piccoli alunni della scuola elementare. Non cambierei una virgola della mia vita e so anche perché ho avuto la forza di prenderla per quella che è e renderla unica. Se i potenti della terra capissero cosa significa lottare per la vita, credo non avrebbero il coraggio di fare la guerra. Sono i bambini a leggere le frasi che Sammy Basso amava ripetere, quei messaggi che voleva arrivassero al cuore. E così è stato, perché sono e rimarranno impressi in maniera indelebile. È un po' come risentire Sammy che le dice, perché erano le sue frasi e lui ci credeva moltissimo. Quindi un'emozione fortissima e veramente commovente. Sono stati bravi soprattutto per scegliere le frasi anche giuste. Poi i bambini hanno piantato un albero perché questo parco sarà uno spazio non solo per il divertimento ma anche di riflessione. La cosa più bella è che questa intitolazione del parco giochi a Sammy è proprio stata decisa dai bambini che hanno colto il valore di Sammy, che l'hanno fatto proprio e hanno deciso di renderlo permanente con un segno che poi sarà sotto gli occhi di ognuno di noi ogni volta che verremo qui in questo parco.
Presente anche il sindaco di Tezze sul Brenta, dove Sammy viveva. Sono stato felicissimo, ho accolto l'invito del sindaco di essere presente oggi con una giornata splendida e dei ragazzi meravigliosi che hanno recitato una delle espressioni di Sammy che sono veramente toccano il cuore. Abbiamo preparato per voi anche queste spillette che raffigurano il volto sorridente di Sammy. L'emozione della mamma e del papà di Sammy. Anche questo è un altro segno che sta vivendo ancora tantissimo in mezzo a noi, sta dando tantissimo ancora. Oggi la cerimonia di consegna di uno storico premio a Bassano. 26esima edizione premio Marisa Visci di Nardini in ricordo di una donna forte, generosa e disponibile verso gli altri, protagonista di tante iniziative nel campo del volontariato, organizzato dai figli Michele e Maurizio Viscidi in collaborazione con l'RDS Monte Grappa. Il concorso ha l'obiettivo di diffondere la cultura del dono e sensibilizzare soprattutto i giovani sull'importanza della donazione del sangue. Il numero dei ragazzi coinvolti cresce ogni anno e li vediamo davvero molto coinvolti. Lo vediamo dai lavori ma anche dalla partecipazione quando facciamo appunto le premiazioni dei vincitori che poi a mio avviso hanno vinto tutti, perché nel momento in cui fanno un elaborato così convincente, mi viene da dire, sulla donazione, hanno già vinto, indipendentemente da un primo, un secondo o un terzo posto. Un appello proprio per far capire quanto importante è donare il sangue. È importantissimo. Quello che cala e ci preoccupa è il numero dei donatori, quindi non c'è abbastanza ricambio generazionale con i giovani, ci sono gli storici, i giovani si fa un po' fatica a recuperarli e quindi ci muoviamo anche con queste cose per invogliarli ad entrare nella nostra famiglia. 13 scuole medie dall'intero comprensorio hanno partecipato assieme a 2 istituti superiori, uno dei quali è il Rosatese Ente di Formazione Irigem, con un progetto originale presentato assieme al loro docente e capogruppo RDS Generale Giardino Elvis Baggio. Il tema che abbiamo affrontato l'abbiamo messo in modalità, l'abbiamo affrontato in modalità giocosa, ma mettendo bene in evidenza che non è un gioco, tutto questo non è un gioco. I ragazzi l'hanno percepito, capito benissimo, e la cosa molto bella e interessante è che si sono coinvolti tra di loro e hanno cercato di coinvolgere anche quello che è il pubblico, il target di riferimento per noi, quindi tutti i ragazzi giovani, attraverso una serie di progetti che veramente quest'anno sono stati tantissimi, di diverse tipologie, dai giochi da tavolo ai manifesti, ai volantini e tutta la parte web, quindi applicazioni, escape room, portali, siti web, quindi molto coinvolgente e anche appagante anche per loro. Un tuffo nel passato medievale oggi a Bassano, vediamo. Da Angarano al castello, passando per le piazze, suoni, costumi e colori del Medioevo sono tornati a vivacizzare il centro di Bassano tra la curiosità di residenti e turisti. La manifestazione di oggi è un richiamo a quello che la città è stata nei secoli, diciamo, e che negli ultimi anni logicamente si è un po' dimenticata la sua parte, la sua vita vissuta nel Medioevo, e quindi di conseguenza abbiamo deciso di portare questi gruppi e questa manifestazione in modo da sensibilizzare il pubblico e le persone a conoscere la storia della nostra città e di quello che è stato. A Bassano Anno Domini partecipano vari gruppi di rievocazione storica dell'epoca ezeliniana, quella della protosignoria veneta dei Da Romano. Ci sono gruppi un po' da tutto il Veneto e arrivano anche dal veneziano, da Noale, e quindi c'è una collaborazione abbastanza ben collaudata anche negli anni. Il corteo storico è arrivato al castello, dove dentro e fuori le mura è stato allestito un mercato medievale che ha fatto riassaporare a tutti il fascino dei secoli passati. E
Ennesima notizia che riguarda giovani e giovanissimi. Ieri sera sono stati accerchiati 3 minorenni derubati mentre erano alla sagra di Vigonza nel Padovano. I carabinieri sono intervenuti subito dopo l'allarme dato proprio dai ragazzini, che sono stati avvicinati da dei coetanei che gli hanno chiesto dei soldi e la felpa. Poi la felpa sarebbe stata riconsegnata. Pare che non siano spuntati coltelli come invece è accaduto in altre situazioni gravissime che vi abbiamo raccontato di recente. In ogni caso le indagini sono ancora in corso proprio per identificare i ladri, per capire che cos'è successo. Cambiamo decisamente argomento ancora una volta e vediamo la prevenzione che passa per Carmignano di Brenta. Visite gratuite, consulenze, screening e check-up. Sono stati oltre 300 i cittadini di Carmignano di Brenta che hanno aderito alla 4ª edizione della Giornata della Salute, un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta della Sanità dedicata alla prevenzione, alla salute e al benessere. Tantissima partecipazione alla 4ª edizione della Giornata della Salute, promossa dalla nostra amministrazione comunale per rendere accessibile a tutti i nostri concittadini visite e screening gratuiti. Tanto mondo del volontariato, tanti professionisti, tanti medici che hanno dato la loro disponibilità a questa bellissima edizione che ha avuto numeri record con la presenza di centinaia di persone. Tante le associazioni e le realtà sociosanitarie del territorio che hanno fornito gratuitamente le visite, come l'associazione Altre Parole di Insieme per Mano in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, dove sono state eseguite visite senologiche ed ecografiche su prenotazione nell'ottica di prevenzione del tumore al seno. Dopo di noi alle 21:15 su Rete Veneta il film Ogni tuo respiro, un film drammatico del 2017. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.